Aspetto mentale o no, ormai non si può più scherzare con il fuoco. E allora non si può fare altro che fermarsi un attimo e riflettere, perché vincere contro Bassano sarebbe servito come il pane, avrebbe permesso di mantenere nel mirino la zona playoff, di guardare avanti con maggior fiducia, coltivando anche concrete speranze di risalita. È arrivata invece una sconfitta che fa male, che impone di capire il perché una partita preparata a dovere durante la settimana sia stata gettata via già in partenza, disputando un primo quarto difensivamente disastroso, venuto a condizionare tutto il resto della gara. Siamo partiti molto male, difensivamente parlando proprio pessima, subendo 26 punti il primo quarto è stato proprio l'inizio della disfatta, poi abbiamo provato a recuperare, il problema è che quei 13 punti di scarto al primo quarto ci hanno fregato. Settimana l'avevate preparata indubbiamente bene questa partita, ecco, che cos'è che non ha funzionato? Sicuramente è stato un aspetto più che sia mentale. Mentale, perché fisico ci ha messi molto bene, stiamo recuperando e loro sono stati molto più aggressivi il primo quarto. Non ce l'aspettavamo perché squadra molto giovane, sono molto talentuosi, però ci ha spiazzato perché veramente intensi difensivamente parlando e in più in attacco gestiscono molto bene le partite. Che poi anche all'andata tutto sommato il primo quarto avevano iniziato a sprombattuto, avevano messo dentro canestri a raffica, soprattutto triple, che avevano anche quella volta segnato un po' l'andamento della gara. Sì, loro hanno proprio questa caratteristica qua, appena hanno l'occasione per mettersi in moto tutti insieme ti ammazzano la partita, segnano di tutto, anche l'impossibile. Non resta adesso che metabolizzare questa ennesima battuta d'arresto, guardare avanti, si va sul campo del Padova, basta il nome per capire quant'è il grado di difficoltà, basta vedere la classifica. Come vi dovrete comportare? Rispetto anche alla partita di domenica dobbiamo entrare dal primo minuto fino all'ultimo duramente e difendere fino alla morte su ogni pallone. Ecco, senti, a questo punto in cuor vostro si dice sì che la classifica è ancora corta, però non più come prima, quindi si sta un po' spezzando il campionato. Voi ci sperate ancora di poter fare quel saltino per andare a sinistra della classifica, oppure vi state un po' abituando all'idea di dover lottare per la salvezza? Guarda, io e i miei compagni ci speriamo, secondo noi è un obiettivo più che fattibile, soltanto che dobbiamo metterci d'impegno e come le prossime partite da Padova in poi non deve succedere la stessa cosa che è successa a Bassano, quei cali a inizio partita, perché come si è visto ci è costata una partita e i 2 punti.